Ciao a tutti amici di Icon, siamo a Verona per un'altra delle nostre uscite al di fuori dagli abituali confini e cercherò di mostrarvi molto velocemente, in pochi minuti, la Verona romana che compare già nel I secolo a.C. e che si sviluppa nel corso dei secoli successivi, creando anche una bella cinta muraria che circonda completamente tutta l'Ansa che si trova lungo il fiume Adige. Andiamo a vederla. Ci troviamo a Porta Leoni, l'accesso est dalla parte del fiume. Vediamo gli scavi archeologici con la musealizzazione che si trova all'interno del corso. Questa forma circolare non è nient'altro che il basamento di una delle due torri che fiancheggiavano la porta. Vediamo anche la parte dell'entrata, mentre l'altra porta si trova sotterrata ed è stata demolita in età medievale ed è identificata nella via Amanti che si trova appena a lato dal disegno direttamente fatto sulla pavimentazione. Vedete, c'è anche una piccola teca piramidale, però la cosa interessante è che la pavimentazione rossa identifica la seconda torre della porta. Ci troviamo all'interno di Porta Leoni, dove è stata musealizzata, come potete vedere, questa parte interna della porta. Qui vedete una bella ricostruzione. Di cosa si tratta? Nient'altro dell'organizzazione effettuata in età imperiale post-repubblicana. Eccoci in Piazza delle Erbe, il cuore della città romana. Vediamo gli sviluppi medievali, perché naturalmente diventa importante anche in età medievale, ma la cosa interessante è che qui all'incrocio di Cardo Massimo e Decumano Massimo, i due assi principali di sviluppo delle città su pianta ippodamea, si dice, dell'antichità, nasce la Verona romana, che occupa, come già detto, l'Ansa dell'Adige, e qui avveniva la vita cittadina. Completamente avvenivano gli incontri d'affari, sociali, c'era il Capitolium, c'era il Tempio e anche la zona commerciale lungo i lati. Siamo in Corte Sgarzarie, dove al di sotto di questo portico è emerso il criptoportico, cioè un portico coperto seminterrato di età romana che sosteneva tutto il Capitolium, che si trova nella parte ovest del foro, che si trova alle spalle di questo palazzo giallo che vediamo. Il portico è stato scavato dalla sovrintendenza all'inizio degli anni 2000 e ha evidenziato varie fasi. Infatti è stato utilizzato fino all'Alto Medioevo, quando probabilmente una parte crollò per le infiltrazioni d'acqua. È interessantissima la presenza di questo criptoportico, perché era un camminamento che circondava completamente il Capitolium, quindi il tempio più importante della città, lungo tutti i suoi lati. È possibile visitarlo da domenica mattina. Porta Borsari, un altro degli ingressi monumentali costruiti tra l'età repubblicana e la prima età imperiale, quindi tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., in varie fasi. Purtroppo adesso come adesso ci sono delle lavorazioni che impediscono di poterla ammirare nella sua completezza. Comunque è interessante perché ha le due entrate gemelle con arco a tutto sesto, che stanno all'interno di un portale sorretto, dove un timpano e un trapezio sono sorretti da due semicolonne con capitello corinzio. Al di sopra si alzano una serie di finestrelle aperte con varie decorazioni e di varia tipologia. Ed eccoci davanti all'Arena di Verona, costruita nel I secolo d.C. Nella prima metà, infatti fece anche da modello probabilmente per la costruzione del Colosseo, che è di circa 25 anni più tardi l'edificazione. Manca totalmente la parte della corona esterna, perché fu demolita, perché vennero utilizzati quelle cosiddette che si chiamano masegni e in genere tutti i pezzi per poter costruire e robustire in età medievale, alto medievale e medievale, le mura cittadine. Siamo all'entrata del museo
di Scipione Maffei, cosiddetto Museo Maffeiano, dove c'è il lapidario romano, una fantastica collezione che inizia già nel Settecento e raccoglie tutti i ritrovamenti casuali effettuati in un'epoca in cui l'archeologia non era ancora così scientifica come lo è adesso. Di conseguenza sono raccolte sporadiche, distacchi da palazzi, ritrovamenti della campagna. Un interessante comunque insieme che rappresenta perfettamente sia la statuaria romana quanto la decorazione architettonica. Bene, vi salutiamo dalla porta di accesso dalla parte dell'arena, come potete vedere. Naturalmente ci sono altre cose da vedere, c'è il museo archeologico, c'è l'Arco dei Gavi, c'è il teatro. Abbiamo fatto una piccola raccolta veloce per vedere velocemente soltanto il centro di Verona, quello che sta all'interno della città. Un saluto da Verona, alla prossima, ciao!